Tieni erba, siamo quasi per morire. Possetta è buona, ma le rimanette che quando è cattivo tempo si attacca la lingua e non può parlare più. Guardate, guardate. Quando poi è una bella giornata, parla bene, franco, spedito, come a tutto quanto. Noi volessimo che fosse sempre buon tempo, che non piovesse mai, ma non lo farà già. Quando il tempo è mamma! La via da mamma poi, Mamma! Si vecchia. io non faccio essere vostra, ma scusa. Mamma! Significa? E io parlo cocco! Va bene il cocco quando sta bene, capito? Va a prendere il cocco. Cocco! Come gli altri! Ah, come gli altri. Invece, quando come adesso piove a ca... Come a ca. A ca... Scusi, ragazzi. No! A ca... Aspetta, ho capito. Piove a ca, piove a ca. Cioè, piove a casaccio. No, a catinelle. Non è la stessa cosa, casaccio. Subito! La mia pipì! La pipì, ho compagni, aspetta, la seconda volta, La mia pipì! Non ci capite, andiamo. La mia pipì con la balbuzia ricompare. Povero Don Antonio. Sì, e quando c'è lui! Raga, no? Ragazze, parlate prima. Neanche una parola. Muto. E per me è una vera rottura di coso. Di coso. Lo so. Di coso. Contatti? No! Di coso. Abbiamo capito. No! Di costruttive azioni per la mia carriera. Di costruttive azioni per la sua. Era capitata cosa, ma il senso è quello, Nando, va bene. Don Antonio, quando dovete fare una ringa in tribunale, come facete? Folla avvocato, Che papera! quando non c'è pio. Ah, con le papere senza pulciglie, capito? Insieme. Pioggia. Ah, non c'è più. Le mie ragazze, questi 4 giorni che saranno con voi, vi faranno stare molto... Che mucchi, nella fattoria, papere, pulcine e mucchi, insieme siamo. Molto allegri. Vi racconteranno un sacco di cose curiose dell'istituto. È vero? Sicuro, vi facciamo fare un sacco di risate. Brave, per esempio quando compariva la direttrice, che dovevate fare? Sentite. Benvenuta direttrice. Vi facciamo riverenza. E facciamo tutti i momenti quello che ci spetta. Ma te non confidare dritto, Nando? Sa, usi di collegio. E fa il figo secco, fatele sentire il coro che vi facevano cagare. Nando, ma pure per le vostre, non tengo 4 bagni, Nando, insieme non posso andare. Che vi facevano cantare la sera prima di andare a letto. Sentite. Noi vogliamo la sapienza, che per noi è sol goder. Con la calma e la pazienza si compisce ogni dover. Noi siamo in questo mondo, ombre, niente più, e cadremo nel profondo se ci manca la virtù. Ombre, niente più, ombre, niente più. Don Antonio, fanno questo tutti sera. Ogni sera! Ma noi finimo manicomio ogni sera così, scusate. Scusate, Nando, io vi devo dire una cosa. Noi qua vi abbiamo offerto alloggio, va bene, così aspettate gli orecchioni. Ma adesso le ombre qua dove le mettiamo? Aspetterò che gli orecchioni se ne vanno. Scegliamo un altro collegio intanto, no? Ma secondo voi? Dove le mettiamo a dormire? Qui! Qui! Ma come qui? Come l'avete detto voi stesso? Ma io non ho detto questo, Don Antonio, scusate. Noi con piacere l'avessimo tenuto pure allora con noi, ma non teniamo dove metterle. Casa mia non è una caserma. Se una caserma che non felice, io non avrei papà. Papà, cagà, pipì, fate sempre qualcosa. Non avrei proprio portato le ragazze. E a noi ci dispiace, ma dovete capire la situazione. Oh, non vi preoccupate. Noi andremo in In altura, roba. In alto? In albergo. In albergo. Ragazze, lasciamo stare. Salutiamo i signori e andiamo via. Buonasera di vero cuore. Auguriamo al signor Sciosciamocca. Buonasera e tanto amore. Auguriamo alla signora Sciosciamocca. Pure a voi e alla madre superiore, va bene? Chi ci porta la va? Ragina da voi. Va! Facciamo cosa, amico? Ma va valigia fuori? Ah, un momento, ma faccio portare a basso. Luisella!
fa oscurità sotto, no? No, io no. Signora! Siete qui? Scusate, faccio le presentazioni all'Antonio, che facite? La signora Galletti, il signor Antonio Raspa, lui fa l'avvocato d'estate. Va bene? Le sue figlie, le Raspine. Onorata, sono la primogenita, nata poco prima di Gemma, poco prima di Ernestina e poco prima di Giulia, e mi chiamo Olivia. Onoratissima, sono Giulia, sono nata poco dopo Livia, poco prima di Ernestina e poco prima di Gemma. Incantata, sono Ernestina, vengo poco dopo Livia, poco dopo Giulia e poco prima di Gemma. E stasera sono Gemma, l'ultima, vengo un poco dopo Livia, poco dopo Giulia e poco dopo di Ernestina. Che bella! L'appello è finito, ma la dichiarazione sono per la parte di fuoco, forza! Signora! Capitano! Ho trovato un bel sito per stasera. Ci potete almeno indicare un albergo buono? È un posto tranquillo e sicuro. Che mi dite? E a dov'è? Albergo del Silenzio, Mergellina 106. Albergo del Silenzio, Mergellina 106. Andiamo, Lise, va presto. I parenti stanno qua e porta la pace. Sì, signora! Arrivederci. Arrivederci, signor avvocato. Ora, noi ci andiamo? Dove? All'albergo. Ah, beh, sei andata all'albergo, arrivederci. Arrivederci, sono felice. Ragazze, andiamo all'albergo. Buonasera di vero cuore, auguriamo a noi e a voi. Buonasera e tanto amore, auguriamo a voi e a noi. Iatevi, mamma, iatevi, mamma. Vieni che divertimento. No, solo un balletto, magari. Lise, andiamo, fa presto. Io non metto cappielli in un bazzo verde e più tempo. Subito, signora. Perché esci da che solo? Per forza. Frate mi ha mandato una lettera. Ha detto che la moglie sta poco buona in papere. Ma dove vai, no? Chi la fa a dire? Va, Se mi fa... Va. in questa casa si rompe sempre tutto cosa. Ma è successo. Se ne va. Vostro marito? Mio marito mo proprio è asciutto senza nemmeno guardarmi in faccia. E che voi non importa a voi? Non vi importa. Da oggi in poi avete me. Io sono il vostro consolatore. Sì, ma vedete, questi pugnelli. Scusate, sembra a te paramatti. Se mio marito lo scopre. Ma come lo scopre? Lo metti in una carrozzella, lo porta a mangiare. Lo faccio stare. Io e voi, comando i palummi. Sì, non mi preoccupare. Se la pura. Ma come la pura? Non mi preoccupare, me lo vedo io. Dunque Felice io vado. E vabbè, non me ne sia, allora rimane della sua parte rinde. Speriamo che cosa niente, ci vediamo domani. Ah, così speriamo. Felice notte. Felice notte. Signor, ma voi volete mangiamo o più tardi? Queste non sono cose che ti riguardano. Abbiamo detto che devi portare il nipote di Don Michele al collegio. Papà stasera ti ritiri a casa tua, qua non puoi stare. Ma signore, non è da mangiare. E che hai fatto, creatura l'atto, signora? Là sta tutto pronto, l'acqua sta bollendo, si va a mangiare, mangi, ci pensi. Va bene, allora io vado, signora. Felice notte. Felice notte. Porto cani presi. Ragazzi. Felice notte. Rosina, dolcezza mia, una volta che mi lasci solo pensavo, vado in trattoria. In trattoria? No. E quando mai si chiude in trattoria? Mai, insieme io e te mai, ma da solo, ma che male c'è? Tutto il male possibile. Rinda una parte che sta c'avi mai sempre insieme, o più poca gente se pensa che si mi appiccicato. Ma mi stai un po' esagerando adesso e dammelo poche La libertà. libertà. E quando mai hai parlato così? Che stia compagnia Don Michele, è l'amica che t'ha imparata. Niente da compagnia di Don Michele, che è la molla che scatta. È la molla che Questa scatta. molla. Dunque tu tieni una malandazione, cuba un corpo. Ho deciso. Ti chiudo dentro.
Si può mangia, si no riune con manucà. Lucy, vedi che la fase, non ci guardiamo seriamente. E da che maniera? Faccio il marito. Oh, fai un marito. Mamma guarda! Che lo vera ma pacca di altro. Luciana, Mezzanotte, oppure domani mattina. Stata buona. Luciana! Rosina? Dolcezza mia? Angioletto del mio cuore? La faccia tua! Come faccio? Ma tu pensi che mi hai fregato a me, Tu non sai chi sono io? Gli tengo la doppia chiave, andiamoci un cappiello, ci mettiamo chi sta e ce ne andiamo, mi tengo l'appuntamento con donna Concettina. E che t'ha combinato? Eccoci qua, ecco la doppia chiave. Eccola! Che la chiude la chiave a me, pure un manino una tre capo. E come faccio? Ma come faccio? Che mi ha lasciato veramente carcerato. All'anno non si esce. A casa non ci stanno finestre. Come faccio a fare? Oh, io ho già trovato una soluzione. Ho già trovato una soluzione. È l'unica. È questa. Dimmelo poco. È un po' alto. Con donna Concettina faccio qualsiasi cosa. Ma come non può? Vedo affogato, però faccio un po' di ginnastica, aspetta. Non metto poco. Via, vedi che salta. Tu colpi. Via, vai via. Vai. Mia moglie piante rosa non faccio nulla. Perché? Qui, state zitti. Fammi qua. Vattene, fammi scendere, a donna Concettina, fammi scendere. Lascia un po', non si, allora mi